Ben ritrovati cari amici, siamo di nuovo da A&B proprio per parlarvi di tutto quello che sono tessuti, decori di luce per la vostra casa, luminosi come la primavera. Parliamo anche di quello che aiuta a far sì che proprio il luogo da cui entra la luce in casa nostra sia bello, decorativo e anche assolutamente funzionale. Oggi siamo di nuovo con Gloriana e avevamo fatto le volte scorse proprio tutto un passaggio sui tendaggi che trovate sempre sul nostro canale YouTube. Questa volta cosa ci proponi, Gloriana? Allora, come appunto ricordavi, l'ultima volta abbiamo parlato dei tendaggi, che è uno dei servizi che noi offriamo ai nostri clienti per soddisfare un po' tutte le esigenze, oltre naturalmente alla produzione nostra principale, che è quella di paralumi artigianali fatti a mano. E avevamo fatto una rapida carrellata storica sulla tenda, che è un complemento fondamentale nel nostro arredamento. Oggi vi parleremo di un altro elemento che è impiegato nelle tende, senz'altro, nei cuscini, nel tessile in genere, ma però è anche fondamentale per la finitura dei nostri paralumi. Si tratta della passamaneria, che è una tradizione mai scomparsa, ma via via ripensata. Giusto per dare qualche dato storico, il termine deriva dal francese passement, che anticamente indicava solo il pizzo e il merletto, e poi è passato nell'italiano, e il passamantiere, che è un termine che ho trovato pazzesco, era ed è colui che produce questo articolo tessile, quindi un termine che rimane tuttora in uso. Nel Settecento compaiono i primi telai appositi, mentre prima veniva eseguita solo manualmente, e in Italia, precisamente a Torino, vantiamo la più antica fabbrica di passamanerie, la fabbrica Massia, nata nel 1685 ed è ancora in attività e lavora ancora sui telai originali. Quindi abbiamo una grande tradizione. Con passamaneria comunque noi intendiamo, oltre ai molti tipi di bordure, anche i cordoni, galloni, le frange, le nappe, bottoni decorativi, nastri, paillette, frange, trecce, un po' di tutto. La bordura di passamaneria serve per rifinire o per decorare, cioè svolge due funzioni principali: quella strutturale, che è appunto di coprire giunture, fermare orli, impedire sfilacciamenti, e quella estetica, che è la principale, di decorare e abbellire. Parlando di paralumi, con la bordura si rende più completa la rifinitura dei bordi e, in base alle caratteristiche e ai colori scelti, oltre a rendere il lavoro più rifinito e quindi anche più solido, il paralume si armonizzerà innanzitutto con la base di appoggio e poi andrà a inserirsi in modo coerente, sia per quanto riguarda lo stile che dei colori, nell'ambiente a cui è destinato. Inizialmente, come dicevo, era realizzata completamente a mano e utilizzava soprattutto preziosi filati di seta insieme a fili d'oro e d'argento. Nasce destinata a un'elite come segno di distinzione e di potere, quindi potere reale, nobiliare, ecclesiastico e militare. Poi, con la rivoluzione sociale di fine Settecento, resta con una valenza rappresentativa prevalentemente nei parametri liturgici e nelle divise militari da parata, ma comunque non scompare mai dal campo dell'abbigliamento, in particolare quello femminile. Basti pensare alla grande tradizione sartoriale degli abiti da sposa, ma anche tutto quello che ruota attorno al matrimonio, che quindi sono le bomboniere, e nel campo della moda anche in anni recenti i nostri stilisti l'hanno utilizzata proprio in una lettura rinnovata. Ma è soprattutto nel settore dell'arredamento che la passamaneria rimane sempre nel tempo. Pensiamo appunto alle divani, alle poltrone, sedie imbottite, cuscini e poi tendaggi nelle mantovane come fermatenda, senza contare il campo teatrale e la ricostruzione di costumi d'epoca. Insomma, basta guardarsi attorno, la passamaneria la vediamo un po' dappertutto e non è mai scomparsa nemmeno dall'arredamento più minimale, proprio perché ha continuato a svolgere questa funzione pratica di coprire giunture e quindi consolidare gli orli in modo visivamente gradevole. Anche i materiali impiegati hanno tenuto il passo con i tempi, quindi sostituendo i costosi filati più antichi con materiali meno costosi ma sempre serici e di origine naturale, come la viscosa ad esempio, e con filati lucenti metallici in lurex. Ad esempio questa azienda torinese appunto che citavo, Massia, pur continuando la produzione tradizionale, si è orientata su nuove frontiere, sperimentando sugli antichi telai materiali come neoprene, la fibra di carbonio, addirittura il crine di cavallo e perfino le fibre ottiche. Beh, fantastico. Tra l'altro qui ci hai portato anche degli esempi, così possiamo anche capire la varietà anche nell'ambito proprio della passemaneria, che
non è assolutamente passata di moda, anzi è comunque ancora attuale, vero Gloriana? Assolutamente sì, appunto tutto questo discorso per dire che la passamaneria non sarà mai qualcosa di superato e anzi resta un elemento fondamentale della confezione nel settore tessile, sia per questa funzione pratica, sia per quella estetica, grazie proprio a questa capacità di aggiornarsi e quindi di rinnovarsi rispetto a quello che è anche l'aggiornamento dell'arredamento. E per quanto riguarda noi di A&B e la confezione di Paralumi in particolare, la scelta messa a disposizione del cliente è la più varia, proprio per venire incontro alle diverse esigenze e a ogni gusto. Abbiamo dalle passamanerie più tradizionali, che alle volte applichiamo anche in 1 o 2 file abbinate proprio per ottenere degli effetti di colore o per una maggiore ricchezza, alle forme più semplici e lineari per chi ricerca uno stile pulito in sintonia con il proprio arredamento. Ma abbiamo anche le frange in varie misure e le bordure a nappine, come dicevo, per tutti i gusti e le richieste. In particolare nappe e cordoni sono un articolo che noi manteniamo sempre per soddisfare la richiesta di chi desidera ad esempio arricchire le chiavi o le maniglie dei propri mobili, ma anche come fermatenda. E quindi vi aspettiamo in via Slata per 5 a Trieste e se volete vedere qualcosa dei nostri lavori vi ricordiamo sempre il nostro sito aeb-centraleparalumi.com, mentre per gli acquisti online c'è il sito dedicato aeb-centralearreda.it. Gloriana, grazie, oggi abbiamo capito come anche la passamaneria ci può regalare quel tocco in più e quanto effettivamente si può spaziare in questo ambito. Noi ci ritroviamo con A&B e con Gloriana la settimana prossima per altri consigli ma anche altre lezioni su tutto quello che si può imparare in questo campo e quanto veramente si può personalizzare della nostra casa o dell'arredamento anche del nostro ufficio. Grazie Gloriana e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro.